Buongiorno, buona domenica a tutti. Prima edizione di Antenna 3 in questa domenica 29 gennaio. Ben ritrovati. Tanti i temi che affronteremo anche oggi. Partiamo purtroppo dalla cronaca perché la nostra provincia la provincia di Treviso è stata funestata dall'ennesimo incidente mortale che si è verificato nella serata di ieri e in cui ha perso la vita un volontario alpino. Siamo a Borso del Grappa dove l'auto con a bordo questo 72enne Sergio Bresolin nell'immettersi su via Molinetto si è scontrata con la vettura a bordo della quale c'erano invece due giovani, due ventunenni di Possagno lui e di Feltre la ragazza. I giovani sotto shock ma in buone condizioni, purtroppo invece per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Andiamo subito in diretta proprio dal luogo dell'incidente con la collega Anna De Roberto che è a Borso del Grappa e che si trova dove si è verificata questa ennesima tragedia della strada. Buongiorno Anna. Sì, Lina, buongiorno a te e telespettatori. Sì, siamo esattamente sul posto. Lina, la via Molinetto è una via di diversi chilometri che attraversa i comuni di Borso del Grappa e Crespano del Grappa. Alle mie spalle c'è l'azienda Moro Serrande e la corsa dell'auto della BMW guidata dal giovane ragazzo si è fermata proprio qui sul cancello. Ecco, cerco di farvelo vedere, eccolo qui. Questo è il cancello della Moro Serrande. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché praticamente l'auto di Sergio Bresolin stava uscendo da via Vecchia Molino per immettersi in via Molinetto e ha impattato violentemente contro l'auto guidata dai due giovani ragazzi. La frenata è stata lunga 300 metri. Pensate, l'impatto all'incontro tra via Molinetto e via Vecchia Molino e l'auto di Bresolin è stata sbalzata a 300 metri di distanza, per cui davvero un impatto violentissimo. Qui accanto a me, fino a pochi minuti fa, c'erano diversi residenti, persone che abitano in via Vecchia Molinetto, che è da circa un paio d'ore che sono qui proprio sulla zona perché stanno cercando addirittura di fermare le automobili e di chiedere per poter avere una sorta di consenso nel far arrivare al sindaco di Borso del Grappa la richiesta di mettere un autovelox su questa strada. È un lungo rettilineo, in questa strada confermano si corre da sempre, si corre molto e via Vecchia Molinetto è una via sostanzialmente in salita, per cui chi si immette in via Molinetto deve oltrepassare la salita, guardare a destra e a sinistra e c'è molta vegetazione, quindi è presumibile che Sergio Bresolin non abbia visto l'auto che stava arrivando da Crespano e quindi si sia immesso nella strada. L'auto probabilmente guidata dai giovani correva a folle velocità e quindi non c'è stata la possibilità di evitare l'impatto. Sul posto abbiamo parlato con diversi residenti, sono accorsi appunto per prestare i primi soccorsi, ma per Bresolin purtroppo non c'era già più nulla da fare. Quello che rimane oggi è un'intera via, un gruppo di residenti che ha già intenzione di fare richiesta per poter mettere su questa strada intanto un autovelox e poter tagliare la vegetazione che si trova proprio lungo via Molinetto e che quindi pare che impedisca davvero la visuale per chi deve immettersi in questa strada. Anna, grazie. Tra l'altro abbiamo visto che si tratta di un volontario alpino, appunto un lutto per la comunità, una persona a disposizione della comunità e sicuramente questo avrà un impatto ancora maggiore, no? Come impressione nel paese. Io ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio per questo collegamento. Naturalmente nei telegiornali di questa sera daremo ampio spazio a questo incidente che apre, ci hai detto, numerose riflessioni anche sulla sicurezza di quel tratto di strada. Grazie Anna e buon lavoro. Allora, noi siamo sui quotidiani Gedi che trattano, la Tribuna di Treviso, proprio questo schianto. Il sindaco Flavio Domenico Dall'Agnol ha detto era solare, divertente, sempre disponibile, mancherà a tutti. Sergio era una di quelle persone rare, poche sono come lui, sia per carattere che per attitudine, molto impegnato e attento al territorio e per il territorio, era un cittadino che si dava da fare
volontariare, aiutava anche a raccogliere i rifiuti abbandonati, offriva il suo tempo per recuperare l'identità del suo paese, organizzava anche marce domenicali in tutto il Veneto, motivo per il quale sicuramente sarà conosciuto anche oltre la provincia di Treviso. Poi il gruppo Alpini di Borso del Grappa fa riferimento a tutta l'area del Bassanese. I due ragazzi a bordo dell'altra vettura, il 21enne in particolare, sarebbe comunque risultato negativo all'alcol test, quindi non c'è questa circostanza da approfondire. A quanto pare si è trattato di una tragica fatalità, probabilmente dovuta a una mancata precedenza. Di questo naturalmente si occuperanno i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Vedo già collegato in diretta, lo ringrazio e lo saluto, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità in questa domenica, comandante, che noi avevamo invitato per parlare anche della domenica ecologica naturalmente, però comandante, è stata una settimana con una sfilza di incidenti purtroppo anche in città e questo è fa un po' pensare, no? Perché nel capoluogo, al di là di qualche strada, si dovrebbe correre meno visto il traffico che c'è, eppure accadono purtroppo anche incidenti molto seri e soprattutto qui sì si parla di alcol, vero comandante? Perché cosa è successo nella notte? C'è stato il record, chiamiamolo così, purtroppo il primato assolutamente negativo di un automobilista trovato con un tasso elevatissimo. Sì, per tutta la mia carriera questo è un tasso che non ho mai affrontato. Questa notte verso l'una una persona in Viale Brigata Marche ha centrato con la propria auto un palo e le due pattuglie che sono intervenute per fare i rilievi di legge hanno sorpreso questa persona con il 3,38 grammi al litro, quindi non si tratta di uno stato di ebbrezza, ma di stato di ubriachezza, quindi la persona è scesa dalla macchina e si reggeva a malapena in piedi. Quindi se al posto di quel palo ci fosse stata un'altra macchina, oppure a volte ci sono anche persone che girano in bicicletta a una certa ora, sicuramente il bilancio a quest'ora sarebbe stato tragico sicuramente. Quindi trovarsi di fronte a una persona che guida con 3,38 grammi al litro veramente fa molto molto pensare, ma il problema dell'alcol purtroppo è un problema che sta tornando in auge anche negli ultimi tempi. Già ieri sera un altro incidente, una mancata precedenza, e stiamo vedendo per l'appunto le immagini. Le pattuglie hanno sorpreso entrambi i conducenti in stato di ebbrezza. Il conducente della Fiat tipo grigia aveva 1,18 se non ricordo male, mentre la ragazza aveva un tasso alcolico che rimane in ambito amministrativo e quindi è stata sanzionata con 500 euro di sanzione amministrativa per l'appunto, ma per entrambi è scattata il ritiro della patente. Per cui voi, comandante, come le altre forze dell'ordine, siete impegnati nel contrastare questo, no? Sono due i nemici in questo momento principale, l'alterazione alla guida e poi sappiamo benissimo i telefonini. Tra l'altro forse gli automobilisti non si ricordano che in caso di incidente che non dipenda da noi, comunque si viene sottoposti all'alcol test, è così, e comunque si va incontro a conseguenze, anche se non siamo stati noi a provocare il sinistro. È una linea che, ricordo, la Procura di Treviso stessa da anni aveva chiesto alle forze dell'ordine di mettere in atto, e così la Prefettura. Sì, in effetti quando si è coinvolti in un incidente stradale magari si è vittime, non causa dell'incidente stradale, e i coinvolti, quindi i conducenti, vengono sottoposti sempre ad alcol test. Addirittura se vengono poi ricoverati in ospedale per cure mediche, entrambi vengono poi sottoposti non solo all'alcol test, quindi con il prelievo del sangue per le analisi appunto dell'alcol, ma anche per la droga. Quindi sono analisi che sono previste dal codice della strada, per cui quando ci si mette alla guida bisogna essere assolutamente in condizioni psicofisiche non alterate né dall'abuso dell'alcol né naturalmente dall'assunzione ancorché minima di stupefacenti. Una cosa molto importante che accennava lei prima era proprio il numero di incidenti stradali che la città di Treviso deve affrontare praticamente quotidianamente. Ricordo solo, questi sono i dati che mi sono stati passati dall'ufficio di infortunistica qualche minuto fa, solo nell'ultima settimana a Treviso si sono verificati ben 18 incidenti, fortunatamente non gravi, quindi non ci sono stati particolari conseguenze gravi nei confronti dei coinvolti, però la statistica dice che martedì 24 ci sono stati 3 incidenti, il 25 5 e il record è stato battuto giovedì 26 con ben 6 incidenti stradali, un po' a macchia del leopardo in tutta la città.
Di questi mi preme sottolineare ad esempio che in 5 casi si è trattato di tamponamento, quindi sicuramente la distrazione dovuta quasi certamente all'utilizzo di telefonini alla guida, e in 6 incidenti sono stati coinvolti anche biciclette, quindi quelli che sono definiti dal codice della strada utenti vulnerabili. Naturalmente l'attenzione da parte del comando è anche nei confronti non solo degli automobilisti ma anche delle biciclette, che ricordo anche essi vengono sottoposti ad alcol test qualora siano coinvolti in incidenti stradali. Quindi la distrazione, comandante, che idea vi siete fatte sull'origine appunto principale di questi incidenti? Così numerosi perché c'è un traffico aumentato oppure appunto perché non ci si fa caso, si è un po' troppo faciloni insomma in strada? Sì, purtroppo la distrazione è la causa di fatto principale per quanto riguarda gli incidenti all'interno del centro abitato. Non lo dice il comando di Treviso, ma lo dicono anche i dati Istat. La distrazione negli incidenti all'interno del centro abitato è la seconda causa appunto che provoca incidenti, molto spesso non gravi, ma questo significa che le pattuglie devono correre da una parte all'altra della città per rilevare gli incidenti stessi, tant'è che io ho dovuto incrementare ulteriormente gli agenti a disposizione del nucleo di infortunistica stradale, e sicuramente anche il nucleo di pronto intervento di sicurezza stradale dovrà essere incrementato per dare una risposta immediata al rilievo degli incidenti stradali, che ricordo poi creano rallentamenti al traffico, quindi creano anche disagi a tutta la popolazione che deve subire le conseguenze di questi numerosissimi incidenti che avvengono ogni giorno. Ecco, oggi quantomeno stop alle auto in centro, no, comandante? Domenica ecologica, tra l'altro si replicherà anche domenica prossima, poi di nuovo a marzo e poi ad aprile con un'ulteriore iniziativa. Ricordiamo quali sono le buone regole per chi arriva magari in centro per una passeggiata nel pomeriggio, vista la bella giornata. Sì, ci aspettiamo sicuramente una città, soprattutto nel pomeriggio, piena di gente. Naturalmente la città è pronta perché ormai le domeniche ecologiche non sono novità per Treviso e le persone sono abituate a parcheggiare al di fuori delle mura utilizzando le centinaia di parcheggi che sono naturalmente messi a disposizione per tutti coloro che vorranno lasciare la macchina, farsi 5 minuti a piedi e raggiungere il centro città. Già questa mattina gli agenti mi hanno confermato che la città sta vivendo una domenica ecologica frizzante, non solo per il tempo, che naturalmente al mattino è un po' più freddo rispetto a quello che ci aspettiamo oggi pomeriggio, ma ripeto, i 10 agenti che sono a presidiare i varchi della città mi hanno garantito che la città si sta svegliando con numerose persone che provengono non solo con le auto, ma anche dalla stazione del treno e dalla stazione dei bus. Ecco, intanto che la regia magari ci propone proprio le immagini dei primi varchi che avete chiuso questa mattina con i vostri uomini, la vostra impressione è che queste iniziative vengano accolte positivamente o negativamente? Nel senso, dissuadono, scoraggiano in qualche modo il visitatore che viene da fuori, oppure ci si sta attrezzando per viverle al meglio? Ma guardi, non lo dico io che ho un'opinione, ma lo dicono i rilevatori dei lettori targhe, che ogni volta che c'è una domenica ecologica registrano per l'appunto centinaia di migliaia di auto che arrivano in città. Quindi diciamo che sono iniziative che valgono sicuramente sotto l'aspetto ambientale, ma anche sotto l'aspetto turistico sono sicuramente importanti perché accolgono una città senza auto, una città dove le persone possono passeggiare in gran tranquillità, possono anche fruire della possibilità di avere negozi aperti, di fare anche dello shopping, quindi anche oggi ci aspettiamo, le analisi le faremo naturalmente questa sera con i lettori targhe, ci aspettiamo una città sicuramente piena di gente, ci sono anche i musei aperti peraltro, e quindi il bilancio lo faremo questa sera, ma se dobbiamo vedere naturalmente quelli che sono i dati che provengono dalle altre domeniche ecologiche, direi che la città li vive veramente molto molto bene. Senta comandante, noi approfittiamo della sua presenza per sottoporle anche un paio di notizie che leggiamo sui quotidiani cittadini oggi. La Tribuna di Treviso dà conto di una rissa o quantomeno calci e pugni tra ragazzi giovanissimi davanti al PAM. Siamo nella solita zona
di Piazza Borsa e l'articolo a firma del collega Federico Cipolla scrive: 200 ragazzi assistono allo scontro, naturalmente non partecipano, torna la violenza tra minorenni in città, video condivisi sul web e poi fuggi all'arrivo di carabinieri e vigili. Ecco, cosa le risulta e come ci commenta questa notizia? Beh, posso confermare che ieri pomeriggio in città a Treviso, come d'altra parte in tutti i sabato pomeriggio, era presente veramente una folla di ragazzini, però che sia successa una rissa davanti al PAM, questo sicuramente lo devo smentire, anche perché il video che la stessa tribuna gentilmente mi ha passato di TikTok, dove si documenta una rissa, di fatto, ve lo potrò fornire naturalmente appena finito il collegamento, di fatto non dimostra assolutamente nulla, non c'è stata nessuna rissa. C'è stata sicuramente una presenza massiccia davanti al PAM, come capita, ripeto, tutti i sabato pomeriggio, ma la presenza e la deterrenza delle forze di polizia, quindi carabinieri, questura e polizia locale con unità cinofila, ha fatto in modo che la situazione rimanesse assolutamente sotto controllo. D'altra parte, quelle sono zone videosorvegliate e controllate di continuo dalla centrale operativa, che mi ha confermato che non ci sono state assolutamente risse. Non vorrei che si confondesse il numero di ragazzi presenti in città con episodi che invece non si sono, almeno da quello che vediamo dai filmati di TikTok e soprattutto dalle immagini della videosorveglianza che sono agli atti per 7 giorni, quindi qualsiasi persona può naturalmente chiedere di visionare, soprattutto forze di polizia e comunque chi ha titolo per vedere queste immagini, dimostrano che di fatto questa rissa non c'è stata, quindi mi corre l'obbligo di smentire questa notizia che è apparsa questa mattina su questo quotidiano. Quindi degli assembramenti che vengono scambiati per disordini in qualche modo, magari qualche spinta tra ragazzi può anche volare, voglio dire, all'interno di un gruppetto, ma nulla di più, ci dice comandante. Sì, confermo che spesso il numero di persone, di ragazzini tutti insieme, può destare sicuramente un po' di timore da parte dei passanti, però è proprio per questo motivo che noi tendiamo tutti i giorni, peraltro, e soprattutto nei fine settimana, ad incrementare la presenza in certe zone, proprio perché sia un deterrente e una percezione incrementata di sicurezza nei confronti di tutti i cittadini che vengono a Treviso per farsi una passeggiata. Senta comandante, invece il Gazzettino ci riporta quella che è l'operazione dietro alla premiazione di alcuni vostri agenti, e cioè un'operazione antidroga, una banda di 5 spacciatori nigeriani che è stata sgominata e che a quanto pare aveva anche dei clienti di un certo prestigio, professionisti, impiegati, manager di Treviso e Venezia, e decisivi sono stati pedinamenti e intercettazioni telefoniche. Anche su questo potremo aprire una parentesi visto il gran dibattito che se ne sta facendo, le cessioni tra la stazione e il terraglio, premiati dunque gli agenti con i caschetti d'oro, è così? Sì, esattamente, il Circolo dei 13, che è questa associazione formata dai comandanti capoluoghi di provincia del Triveneto, hanno voluto premiare il nucleo di polizia giudiziaria del comando e quindi il comando intero per questa operazione importantissima che è iniziata nel 2021 e culminata poi nel 2022 con l'emissione da parte del GIP di Treviso di 5 decreti in modo tale che questi spacciatori, che erano veri professionisti dello spaccio, rimanessero naturalmente o a casa, a domicilio o con l'obbligo di firma. Quindi è un'operazione veramente molto importante per il comando di Treviso, che testimonia ancora una volta la lotta quotidiana da parte del nucleo di polizia giudiziaria nei confronti degli spacciatori, che avevano, come riporta giustamente il quotidiano locale, il Gazzettino, clienti anche facoltosi, clienti che provengono dalla società. Ci può essere il manager, c'è il macellaio, c'è l'impiegato, c'è un po' lo spaccato di tutta la società che fa purtroppo uso di sostanze stupefacenti. Quindi un plauso al nucleo di polizia giudiziaria che è stato premiato con questo riconoscimento da parte del Circolo dei 13, che dà atto del grande impegno e della qualità del servizio del comando di polizia locale. Benissimo, comandante, le abbiamo rubato già troppo tempo per questa domenica. Io la ringrazio moltissimo, le auguro buon lavoro a lei e ai suoi uomini, visto che fino a che ora ci sono i divieti per entrare in centro, ricordiamolo. Fino alle 18 è precluso il traffico, dalle 9 alle 18. Quindi, naturalmente chi ha i pass, chi è disabile, chi ha titolo per entrare, i residenti,
può tranquillamente transitare senza nessun problema. Certo, ci sono le consuete deroghe, mezzi di soccorso, sappiamo insomma quelle che sono Sì. le eccezioni, però è bello godersi con una giornata così una bella passeggiata senza dubbio. Comandante Gallo, grazie come sempre per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Grazie al comandante Gallo. Allora, prima di tornare alla cronaca, sapete che ieri poi a Venezia c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del ministro, il trevigiano Carlo Nordio, altri temi ancora, parleremo anche di furti, insomma chi più ne ha più ne metta davvero per la cronaca in queste ultime ore. Andiamo a un caso che sta facendo discutere, siamo sempre sui quotidiani Gedi, con l'ennesimo caso politico che coinvolge l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale Elena Donazzan, che in una circolare alle scuole per richiamare l'anniversario, gli 80 anni della battaglia di Nikolaevka che ricorrono proprio in questi giorni, ha scritto in questa circolare a quanto pare un avverbio di troppo che ha scatenato le critiche, un purtroppo i russi dilagano, i russi accerchiarono, scrive l'esercito nazifascista, facendo insorgere, tra l'altro la lettera appunto è stata diffusa, la circolare nella giornata della memoria, facendo insorgere studenti e opposizioni. Abbiamo visto Zanella dei Verdi ne ha chiesto le dimissioni, il segretario del partito regionale Martella è stato altrettanto netto e tranchant. Noi abbiamo, che adesso vi provo a proporre, un video proprio di commento dell'assessore Donazzan che replica alla bufera che si è scatenata con la sua circolare. Questa è una polemica inutile, pretestuosa, offensiva, ma non nei miei riguardi. Si è fermato il video, vediamo se lo facciamo ripartire, riproviamo. Questa è una polemica inutile, pretestuosa, offensiva, ma non nei miei riguardi. Niente, si ferma a quel punto. Vediamo di recuperarlo, intanto andiamo a qualcos'altro. Allora, abbiamo detto, Donazzan scrive alle scuole, questo lo abbiamo visto, andiamo a dare un'occhiata veloce ai siti dei quotidiani. Oggi il computer ha deciso di non collaborare, ma noi insisteremo. Eccolo qua. Il Gazzettino, qui siamo sul sito del Gazzettino, il caso Liliana Segre, gli insulti a Liliana Segre, spuntano il canale Telegram Veneto e il capo leghista calabrese. Sapete che ci sono stati degli indagati anche nella nostra regione per gli insulti via social alla Segre, 3 veneti tra i 20 indagati, ci sono 2 medici, un'infermiera e perfino chef Rubio. Qui si riporta l'incidente di cui vi abbiamo dato conto poco fa, lo scontro violento tra 2 auto in cui ha perso la vita un volontario degli Alpini a Borso del Grappa, a pochi metri da casa. Poi l'operazione di cui ci accennava il comandante Gallo, i facoltosi della Treviso Bene, clienti della banda della Coca, chi sono i professionisti dell'asse del Terraglio, il caso Bolsonaro, togliete la cittadinanza di Anguillara ma il comune fa muro, non ci sono sentenze sui fatti di Brasilia. Belluno, automobilisti litigano per un parcheggio in centro, uno colpisce un vigile e lo manda all'ospedale, altro tema purtroppo che riguarda da vicino le forze dell'ordine. Ancora Motta di Livenza, ubriaco al volante, l'imprenditore finisce ai domiciliari, 10 anni fa aveva investito e ucciso un ciclista ed era scappato. Diciamo la particolarità di questa notizia è che questo imprenditore ha circa 80 anni, per cui dovrà scontare 16 mesi agli arresti domiciliari. Fin qui la cronaca che riporta il Gazzettino. Adesso io direi che dalla regia, dove ringrazio come sempre Antonio Esposito e Alessandro Granziera che sono qui con noi oggi, potremo riproporre le parole del ministro Nordio ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, con una serie di garanzie che è tornato a ribadire rispetto alla riforma della giustizia e a quelle che sono le prerogative, l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati. È assolutamente impensabile che io possa anche solo immaginare un vulnus alla indipendenza e all'autonomia della magistratura
che per me sono un elemento sacrale. Sgombra il campo dalle polemiche che negli ultimi giorni hanno caratterizzato la giustizia italiana. Il ministro Carlo Nordio, nella sua prima inaugurazione dell'anno giudiziario da guardasigilli, proprio in quel tribunale che l'ha visto al lavoro come PM per 40 anni. Naturalmente noi proporremo delle riforme perché fa parte del nostro programma che ci è stato affidato dai cittadini con le elezioni, ma contiamo di farlo, come ho detto davanti al signor Presidente della Repubblica, con il contributo e con l'aiuto dell'Accademia, della magistratura e dell'avvocatura. Ma ci sono delle contraddizioni che devono essere risolte, prosegue il ministro, riferendosi al codice penale del 1930 firmato da Mussolini e a quello di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza, modificato e demolito più volte anche dalla Corte Costituzionale. Questi due pilastri della giustizia penale vanno armonizzati tra di loro nell'ambito ovviamente del quadro costituzionale. Nel suo intervento in aula il ministro procede a braccio accogliendo l'accorata richiesta del presidente della Corte d'Appello Citterio circa la situazione di drammatica carenza di personale, specie amministrativo, nei tribunali del Veneto ed assicura il suo impegno per risolvere dal punto di vista normativo e pratico il problema. Venezia poi non è l'unica. La mia Treviso, che oggi è qui degnamente rappresentata dal mio collega, è una sofferenza per certi aspetti ancora maggiore. Mi si dice che le denunce alla Procura della Repubblica vengono raccolte con grandissime difficoltà e qualche volta addirittura vengono rinviate per un tempo intollerabile. Intanto lunedì verrà presentato alla presenza del Presidente della Repubblica il progetto di giustizia di prossimità che consentirà a 7.000 uffici periferici di costruire un anello di congiunzione tra cittadini e varie amministrazioni, compresa la giustizia. Così dunque lo avete sentito il Ministro e poi è arrivato anche l'accorato appello al Governo a mettere mano ai problemi della giustizia che rischia la paralisi. Sentiamo il secondo servizio ricavato dalla cerimonia che vi abbiamo proposto in diretta ieri su Antenna 3 realizzato dalla nostra Marta Marangò. Noi non possiamo andare avanti in queste condizioni. Per esempio per il personale amministrativo noi siamo arrivati all'osso. In che senso? Che se uno solo dei funzionari, dei direttori se ne va per qualsiasi ragione, noi non sappiamo come provvedere, il servizio si ferma. Le enormi difficoltà nelle quali si trova la macchina della giustizia del Veneto sono denunciate da tempo, così come i dati sul quadro desolante della carenza di organico. Eppure sentire il grido d'allarme del Presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio nell'ufficialità dell'inaugurazione dell'anno giudiziario fa davvero preoccupare sulla tenuta dell'intero sistema ed il Presidente non gira intorno nemmeno nell'indicare le responsabilità. Ognuno deve fare la propria parte e la ricerca, la messa a disposizione delle risorse di uomini e strumenti compete ad altri. Tutti noi, magistrati e personale dei vari uffici, faremo comunque sempre la nostra parte, perché abbiamo amore per la giustizia. Appello raccolto dal Guardasigilli, ma anche dall'altro ministro veneto presente, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati. Noi lavoreremo in questa direzione per migliorare non l'efficienza, perché abbiamo visto che i nostri magistrati nonostante tutto hanno risposto, ma quantomeno per agevolare un lavoro che già di per sé è un lavoro difficile e vitale per tutti i cittadini. Ritentiamo ora di proporvi allora il video di Elena Donazzan sulla polemica scatenata dalla sua circolare. Speriamo non si blocchi anche questa volta, vediamo. Questa è una polemica inutile, pretestuosa, offensiva, ma non nei miei riguardi. Di solito quelli che mi attaccano lo fanno perché mi odiano proprio. Io non ho mai odiato nessuno, non so cosa sia questo sentimento. C'è una legge dello Stato, una legge nuova, votata anche dal PD, all'unanimità, che istituisce il 26 di gennaio come giornata della memoria del sacrificio degli alpini e si fa riferimento alla battaglia di Nikolajevka. Solo la malafede, ma veramente l'offesa nei confronti di
quei caduti, di quei morti, può far leggere una lettera che richiama il rispetto di una norma come quella che ho scritto io in questo modo. Quel purtroppo, cari signori, va letto in buona fede, non in malafede, ed è legato proprio al sacrificio degli alpini. Così dunque netta e ferma l'assessore Donazzan che ci ha inviato appunto questo contributo per replicare a chi l'ha attaccata in queste ore anche pesantemente. Allora, la giustizia, stavamo dicendo, giustizia che naturalmente prosegue pur tra mille difficoltà con i propri sforzi e le proprie inchieste anche nel nostro territorio. Ieri mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia, naturalmente servizio realizzato ieri al costruttore padovano Mauro Cazzaro rispetto all'inchiesta su la casa di riposo di Santa Maria di Sala che vede, lo sapete, 6 arrestati. Sentiamo com'è andata. Così come l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, anche il costruttore di Tre Baseleghe, Mauro Cazzaro, ha scelto questa mattina di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari davanti al quale è comparso per l'interrogatorio di garanzia. Comprensibile la linea scelta dai difensori degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti per la costruzione della casa di riposo di Santa Maria di Sala. Troppo poco il tempo per leggere le migliaia di pagine relative all'indagine condotta dalla Procura di Venezia. Più prudente è rimanere in silenzio e studiare gli incartamenti e le contestazioni che contengono rispetto a ciascuno dei 6 arrestati. Cazzaro, difeso dall'avvocato trevigiano Umberto Saracco, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Solo nelle prossime ore si conosceranno eventuali modifiche della misura cautelare a suo carico. Fin qui dunque l'inchiesta su Santa Maria di Sala. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità ora, poi torneremo con molti altri temi. Faremo anche un salto a vedere la situazione in montagna con il collega Fabio Fioravanzi che ci farà il punto sulla situazione valanghe dopo gli episodi che ci sono stati in questi giorni, dal momento che sicuramente in questo fine settimana, in questa domenica, ci saranno moltissimi veneti sulle montagne a compiere escursioni, a fare passeggiate. In pubblicità e poi ritorniamo. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa domenica, ben ritrovati. Allora andiamo subito a Farra dal Pago, dove Fabio Fioravanzi, il collega, ci dovrebbe essere già collegato insieme all'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin per fare il punto con la protezione civile proprio sulla situazione neve e situazione valanghe. A te. Grazie per la linea, ci incontriamo in Alpago con l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin. Bellunese doc, Belluno, terra di montagne, purtroppo con il caldo di questi giorni con anche rischio slavine. Vogliamo cercare un po' di fare un decalogo per chi va in montagna e che non capisce a volte il rischio. Sì, è un problema quello di non comprendere il rischio, è un problema che poi si traduce in vittime. E questo non va bene. Noi emettiamo ogni giorno il bollettino valanghe emesso dal nostro centro valanghe di Arabba che fa parte di ARPA, la nostra agenzia, e quindi intanto invito tutti a vedere il bollettino valanghe e qualora il bollettino valanghe preveda dei rischi di evitare l'escursione. Io capisco che qualcuno magari si organizza per tempo e dice quel giorno andiamo a fare un giro e quindi poi quando il giorno prima vedono che il bollettino valanghe dà qualche rischio dicono beh andiamo lo stesso. Questo non va bene perché poi si rischia la vita, si rischia la vita propria e si mette a rischio anche la vita dei soccorritori che ovviamente intervengono tempestivamente, ma è evidente che operare in scenari così complessi come quello di una valanga mette a rischio anche la vita dei soccorritori. Per cui l'invito mio è quello di vedere i bollettini delle valanghe in questo contesto, ma vedere i bollettini meteo in generale anche d'estate per evitare di trovarsi in montagna con i temporali. Sì, anche devo dire che un giorno no, un giorno no sì, riceviamo poi la persona che si è fatta male una caviglia, la persona che ha perso il sentiero, la persona che ha troppo freddo, la persona che il telefono non ce la fa rientrare, quindi anche senza i fatti gravi molte persone vanno in montagna apparentemente impreparate.
apparentemente e anche realmente impreparate. E ricordo a tutti peraltro che qualora ci sia una persona in difficoltà in montagna ma che non necessita di cure sanitarie, poi dopo i costi del soccorso vengono addebitati alla persona. Mi pare giusto. Sì, credo anch'io che sia corretto, però magari molti non lo sanno, dicono vanno lo stesso, poi non ce la fanno, sono stanchi, chiamano i soccorsi, arriva l'elicottero, poi si vedono arrivare la fattura e dicono come mai? È previsto dalla normativa e quindi lo ricordo a tutti, onde evitare spiacevoli sorprese dopo. In questo momento la situazione nei prossimi giorni com'è? Ma nei prossimi giorni, intanto abbiamo avuto delle nevicate nei giorni scorsi e quindi questo ha incrementato il livello del manto nevoso e nei prossimi giorni e anche in questi giorni abbiamo una temperatura che è scesa, però non è scesa così come nelle medie stagionali. Fra l'altro siamo negli ultimi giorni di gennaio, i cosiddetti giorni della merla, che nella storia vengono definiti i giorni più freddi dell'anno. È freddo, ma non così freddo come nelle temperature medie. Quindi, essendoci quantitativi di neve caduti anche recentemente e temperature alte, è sempre bene porre la massima attenzione e guardare i bollettini meteo e i bollettini valanghe prima di muoversi. Quindi possiamo prospettare una buona stagione invernale per lo sci, per la montagna? Sì, io frequento le località di montagna e devo dire che gli amministratori locali mi dicono che quest'anno è stato un inverno esplosivo, nel senso con una grande partecipazione e presenza turistica, c'è stata anche la neve che ha aiutato e questo va bene, però ovviamente bisogna approcciarsi alla montagna con preparazione e sempre cercando di capire come sono le condizioni meteo. Meglio un giorno in meno di escursione piuttosto che rischiare la vita. Lei tante volte l'abbiamo vista visitare purtroppo le tante frane che ci sono in giro per il Veneto e nel Bellunese in particolare. Da questo punto di vista, con questa stagione le cose come vanno? Diciamo che le frane mediamente d'inverno stanno più ferme, così in generale. Il freddo gli fa bene. Abbiamo, possiamo dire così, senza banalizzare, diciamo che ci sono frane che sono molto reattive in tempi molto rapidi, penso alle cosiddette colate detritiche che a fronte di precipitazioni piovose, quelle tipiche estive, il grosso temporale, si mettono in moto con velocità molto rilevanti, in modo particolare la Valle del Boite è caratterizzata da tutte queste tipologie di frane. Ci sono frane che hanno tempi di reazione più lenti. Oggi qui siamo in Alpago, la frana del Tessina è la più grande frana dell'arco alpino e quella è una frana invece che ha un'inerzia molto maggiore, però sono sempre legate tendenzialmente a precipitazioni piovose per lungo tempo e a temperature più alte rispetto a quelle invernali. D'inverno le frane stanno un po' più ferme, ma nonostante questo l'attenzione è sempre massima. Che mi ha colpito sentire il comandante dei Vigili del Fuoco dire che fanno 300 interventi all'anno per problemi di frane, sono praticamente uno al giorno. Sì, teniamo presente che in Veneto abbiamo censite oltre 10.000 frane, 2/3 sono in provincia di Belluno e ovviamente c'è frana e frana, nel senso che si va da, come dicevo prima, da frana del Tessina, che è la più grande frana dell'arco alpino, fino a smottamenti molto leggeri che magari interessano la viabilità oppure qualche zona ristretta e che richiedono comunque un intervento, ma che sono meno pericolose dal punto di vista dell'incolumità pubblica. Abbiamo però dei fenomeni anche molto, molto complessi, molto vasti, monitorati ovviamente, e abbiamo avuto anche la necessità di far evacuare delle persone in passato anche in comune di Alpago, ma anche in altre zone del Veneto, perché nel momento in cui il monitoraggio della frana dice che si sta muovendo sopra certi valori è necessario a scopo precauzionale fare in modo che la popolazione non sia più esposta per garantire l'incolumità. È un grave disagio, ovviamente investiamo parecchi soldi anche su questo fronte come regione, abbiamo investito 1 miliardo di euro negli ultimi anni sulla difesa del suolo e dicevo prima la frana del Tessina, che era diventata famosa a livello nazionale a metà anni 90 perché si muoveva e quindi anche tutte le TV nazionali ne davano notizia, e da quando sono stati fatti interventi molto, molto importanti ha decisamente rallentato la sua velocità ed è decisamente più sotto controllo rispetto al passato. Assessore, grazie, buon lavoro. Dall'Alpago, da Farra in particolare dove siamo adesso è tutto.
Linea allo studio. Grazie mille a Fabio Fioravanzi, grazie al suo ospite l'assessore Bottacin per questo punto che interesserà sicuramente tutti gli appassionati di montagna e non solo che si trovano in zona in queste giornate. Noi adesso passiamo a parlare di un altro tema di cui si è discusso molto in questa settimana, e cioè quello che è il sostegno alle neomamme. Lo spunto ce lo dà purtroppo la cronaca con la morte di un neonato, davvero nato, venuto al mondo da pochissime ore all'ospedale Pertini di Roma. Tutte le mamme, insomma, mamme e non, si sono confrontate su questo tema dell'assistenza, la cura alle mamme anche negli reparti ospedalieri e poi anche quando tornano a casa, insomma il sostegno che le donne, di cui le donne hanno bisogno evidentemente, visto che le famiglie sono mutate, la rete familiare c'è e non c'è e quindi c'è una solitudine in qualche modo da contrastare. Allora io saluto e ringrazio, ce l'ho qui presente in studio, Luciana Mellone, buongiorno. Buongiorno a lei. Che è presidente dell'associazione Il Mellograno, ma anche dei centri di informazione maternità e nascita e fondatrice della sede del Mellograno di Treviso. Buongiorno. Sì. Associazione che adesso lo spiegheremo si occupa proprio nello specifico di sostegno alle famiglie, ai bambini in tenera età, alle mamme. E poi dovrebbero essere collegate due rappresentanti delle istituzioni, invece eccole qua, buongiorno. Gloria Tessarolo, assessore al sociale del Comune di Treviso, e Anita Voncelli, che è la sua collega, assessore di comparto del Comune di Povegliano, sempre in provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Vi abbiamo voluto qui oggi proprio per parlare di quelle che sono anche già le iniziative messe in campo dalle amministrazioni comunali, perché questa necessità di stare vicino alle mamme, al di là delle aziende sanitarie, è riconosciuta evidentemente molto chiaramente anche dai comuni. Però chiederei a Luciana di introdurre quello che è il tema. Allora, intanto quello che è successo a Roma, senza entrare necessariamente nel caso specifico molto doloroso, molto triste, senza dubbio, apre un po' uno squarcio nella fattispecie su quella che è l'assistenza nei reparti, no? Abbiamo dibattuto a lungo in settimana su quello che è roaming in, cioè il fatto di tenere il bambino con sé, con l'affidarlo alla mamma, no? Già in ospedale, invece che tenerlo al nido. Anche sui social, insomma, ognuno ha detto un po' la propria. Che impressione ha avuto di questa vicenda e come si può sviluppare questo tema? Grazie intanto di avermi invitato. Diciamo che purtroppo parliamo di queste tematiche spesso quando succede una tragedia come quella che è successa al Pertini. Però al di là di quello che, come dire, anche come dire, della ricerca di eventuali di chi potrebbe essere causa stato di quell'incidente, io direi che in particolare e nello specifico spesso proprio le tragedie o tragedie come queste sono frutto di quello che sentiamo forte ora, ma che non solo ora, le donne e le madri vivono fin dai primi momenti con i loro bambini e le loro bambine, e nello specifico è proprio la solitudine. Sicuramente, come dire, nei punti nascita assistere in questo ultimo periodo è stato un po' complesso. Covid e i protocolli Covid hanno aggravato la situazione, tanto che all'interno dei punti nascita, e questo è il racconto di tutte le madri che noi ascoltiamo, sono rimaste sole, nel senso che a parte il personale che le ha seguite non potevano entrare i padri, in alcuni ospedali ancora questo sta succedendo, e non potevano essere visitate. Quindi sicuramente anche subito dopo la nascita si sono ritrovate, no, in una solitudine che è, credo, la vera causa, il vero imputato in questo caso. Sicuramente i bambini e le bambine devono stare con le proprie madri a partire da subito, e quello che avviene è che abbiamo conquistato con molta fatica in questi ultimi 20 anni il fatto che possano stare insieme, in camera insieme, è quello che deve essere. Certamente è necessario essere assistite dopo la nascita. Assistenza vuol dire stare a fianco.
Ecco, è da capire chi sta a fianco e se c'è personale a sufficienza dedicato per stare accanto in quei 2 o 3 giorni in cui si rimane in ospedale, e soprattutto è importante capire e comprendere chi sta a fianco dopo, quando si esce, perché quando nasce un bambino o una bambina sicuramente tutto non termina dopo 2 o 3 giorni di ospedale, ma tutto inizia esattamente dopo. Ecco, per cui bisogna tener conto di tante cose, no? Lo stato della mamma, il parto anche come è andato, quali sono le condizioni, chi c'è poi appunto accanto a lei, perché diceva il Covid purtroppo, i protocolli hanno aggravato ai noi questa situazione. Ho visto contestare anche in questa settimana il roaming in, il fatto che il bambino rimanga con la mamma. Lei la chiama conquista invece, che è un'ottica completamente differente, perché prima cosa avveniva? Beh, di solito prima nel passato i bambini e le bambine venivano portati subito al nido e venivano accuditi da personale che erano le puericultrici o le infermiere professionali che stavano al nido. In realtà noi pensiamo che i bambini e le bambine sono delle loro madri e sono le madri che hanno tutte le risorse per poter prendersi cura fin da subito, ma da quando è storia dell'umanità le neomadri hanno sempre avuto qualcuno al loro fianco che potesse dare loro un aiuto, e all'interno dei punti nascita naturalmente questo aiuto dovrebbe essere dato dal personale messo a disposizione, no? E qui c'è anche il tema che il personale è scarso. Ecco, questo è un tema, ciò non toglie che se il personale è scarso, come dire, forse bisognerebbe lavorare su questo punto e non pensare di togliere i bambini e le bambine alle loro madri perché il personale è scarso. Ecco Luciana, di cosa si occupa la vostra associazione? Spieghiamo. Beh, il Melograno è credo la più vecchia associazione in Italia, perché si è costituita ben 42 anni fa. Peraltro, come dire, in questo momento la rappresento anche a livello nazionale. È un'associazione centro informazione maternità e nascita, e per cui ci occupiamo di accogliere, sostenere, ascoltare in particolare. Ci riteniamo particolarmente delle raccoglitrici di storie, e quindi abbiamo veramente migliaia e migliaia di storie di donne, di neomadri che ci raccontano la loro esperienza, il loro sentire, naturalmente ognuna nella loro specificità. Ecco, questo è un punto in particolare, no? Che credo sia tempo di immaginare, di prendersi cura in un modo diverso anche delle neomadri nella loro specificità. Senta, ma lei che è del settore, che immaginiamo insomma abbia una certa esperienza, come sono cambiate le mamme in questi ultimi anni? Allora, le madri, come dire, come dicevo prima, probabilmente a differenza del passato sono un po' più sole. Sembra strano, no? Nell'epoca dei social, queste parole, no? Sociale, in cui invece la solitudine è qualcosa che si sente con maggiore forza. Perché? Perché sono cambiati, è cambiata la società, è cambiato il modo di lavorare, è cambiato il modo di stare nella relazione con gli altri. Pensiamo semplicemente al fatto che fino a 20 anni fa magari no, si andava in pensione a 45-50 anni e c'erano delle nonne anche relativamente giovani o dei nonni che potevano prendersi cura e stare a fianco, no, a casa. Ora sono donne e uomini, padri e madri che invece affrontano da soli questa esperienza. Che a momenti partoriscono all'età che lei ha appena citato. Assolutamente, peraltro. E molto spesso sono, come dire, i genitori non ci sono perché sono ancora in forza lavoro e lo saranno per un lungo tempo. Quindi un'analisi di quello delle trasformazioni sociali dovrebbe insomma essere fondamentale, anzi ci si doveva prendere carico un po' di tempo fa di quello perché lo sapevamo che sarebbe avvenuto.
Certo, e con tra l'altro l'assoluta priorità di salvaguardare questi bimbi che nascono sempre meno, per cui insomma è meglio, ecco, ricordarsi che sono la priorità della nostra società. Forse anche, come dire, nell'ascolto dei loro racconti, io credo ancora a volte continuiamo a pensare, immaginare che sia anche un aspetto economico. Certo, la parte economica, il sostegno economico alle neofamiglie è importante, ma credo personalmente che quello che sentono principalmente le neomadri e i neopadri è la mancanza di cura, o la mancanza, come dire, di sentire che questi bambini e queste bambine che vengono al mondo e che loro decidono di mettere al mondo sono un dono e sono un bene comune. E, come dire, e quindi credo che sia importante che le istituzioni accolgano la nascita in un modo diverso, immaginando le nuove generazioni come un bene di tutti. Certo, diciamo che in una società in cui ormai negli hotel o nei ristoranti ti chiedono se hai bambini e in caso ti respingono, altro che bene comune, però insomma vabbè, poi ne possiamo parlare invece quando parliamo naturalmente con i dirigenti dell'INPS, ci dicono le pensioni però sappiate che non ve le paga nessuno poi se non ci sono bambini, ma giusto per andare nel concreto. Allora, andiamo alle nostre assessore, perché ci sono delle belle iniziative che i due comuni hanno messo in campo, magari anche proprio con l'aiuto del Melograno, e soprattutto volevo una rapida battuta da entrambe sul fatto che è una necessità questa, imprescindibile ormai nei comuni, no? Il fatto di dare un supporto alle famiglie, alle mamme in questo senso, e probabilmente sono politiche che hanno anche delle radici lontane nel tempo. Gloria e poi Anita. Sì, io devo dire, per fortuna ci sono tante donne amministratrici, perché a mio avviso da quando le donne sono entrate in maniera preponderante nella politica e nella politica locale, nell'amministrazione, sono cambiate tante cose. Non nelle progettualità in sé, cioè nel numero di proposte, quanto nella qualità di proposte. Tante donne, mamme, zie, nonne che hanno fatto esperienza di vita hanno riportato nel bene e nel male la loro esperienza poi all'interno dei progetti. E io devo dire che con Luciana noi lavoriamo, il Melograno è uno degli attori che abbiamo voluto da subito attorno al tavolo per la famiglia e i minori del comune di Treviso. Le idee le abbiamo scambiate, ma non solo, ne abbiamo realizzate. E una delle iniziative che colpisce in modo particolare questa fascia, che è la fascia 03, a cui ci rivolgiamo con molta attenzione perché è cruciale, con Luciana ne parliamo spesso e siamo convinte come amministrazione ma anche con la rete territoriale che sostenere i genitori, quindi non solo le mamme ma anche i papà in questa fase e quindi nella fascia 03 è cruciale per la tenuta della mamma, per la crescita sana del bambino e anche per la tenuta della coppia. Quindi se noi come istituzioni interveniamo in questa fase riusciamo a prevenire le depressioni postparto, tanto che io devo dire che anche la connessione con l'azienda sanitaria è stretta e importante, sia con il consultorio che con il Dipartimento della Salute Mentale e anche col Dipartimento Prevenzione. E noi abbiamo messo insieme tutte queste conoscenze, know-how del territorio in un progetto specifico che è proprio la rete Primi Passi, dove ci concentriamo sulle famiglie, tutte le famiglie, intesa quindi la mamma, il papà, il bambino, i nonni, perché è importante che, come diceva Luciana, si valorizzi il ruolo sociale e il valore sociale della genitorialità e di un nuovo nato. E quindi è quello che manca in questo paese, non è solo una questione economica, è far sentire le famiglie che quello che stanno facendo, che è un percorso di responsabilità, perché la genitorialità è un percorso di responsabilità. Infatti quando un genitore abdica il suo ruolo interveniamo con i servizi sociali, con i servizi di tutela minori, detta molto serenamente. Quindi laddove ci sono criticità è perché ci sono delle famiglie spesso che non riescono ad adempiere il loro ruolo di responsabilità genitoriale per svariati motivi. Quindi sostenere le famiglie in questa fase vuol dire per le istituzioni fare prevenzione, cioè lavorare sul futuro delle nostre comunità. E noi in questo crediamo tantissimo. Tra l'altro appunto proprio nell'incontro, nel calendario del mese di ottobre, appena passato, della rete Primi Passi, ci siamo concentrati sul tema
che oggi è di attualità, cioè il peso, la fatica della neogenitorialità, la fatica delle mamme che sono prese tra il loro nuovo ruolo, ovviamente uno sballottamento fisico e mentale importante, la loro incapacità di capire in quella fase che è tutta nuova se sono mamme adeguate oppure no, e quindi sono molto più ricettive, stanno attente a cogliere tutti i segnali, quindi una parola sbagliata ha un effetto devastante, può avere un effetto devastante sulla mamma. Le mamme di oggi che sono mamme che lavorano e quindi quando rientro al lavoro, come mi pongo al lavoro, quando devo mandarlo al nido, questo è quello che affrontano le famiglie. Le mamme non vanno lasciate sole, in primis proprio dai compagni. Questo che gentilmente voi state mostrando è il calendario che noi proponiamo nel mese di febbraio. È un'iniziativa che abbiamo messo a sistema grazie alle educatrici del Comune di Treviso, dello Spazio Famiglia, che mettono la loro competenza, ma grazie anche alle associazioni che si turnano in tutto il calendario e che offrono gratuitamente, lo ricordo, la loro competenza proprio in questo spazio messo a disposizione e coordinato dal Comune di Treviso e l'azienda sanitaria. Sono tutti incontri gratuiti che abbiamo la fortuna di poter declinare nel territorio in una sede che è un circolo anziani e quindi anche facendo la mixite giusta tra generazioni. Benissimo, Anita, ecco, tra poco parleremo anche delle iniziative che voi avete intrapreso nel comune di Povegliano. Nel frattempo, appunto, anche voi, pur essendo una realtà più piccola naturalmente del capoluogo, avete ben presente quali sono le priorità, magari nei comuni più piccoli, nei paesi più piccoli si pensa che ci sia magari una rete amicale, familiare più stretta, invece purtroppo ormai la vita di adesso è uguale da tutte le parti, è così? Grazie. Sì, purtroppo le situazioni sono, come diceva la collega Gloria, sono notevolmente cambiate. Diciamo che la scelta anche di arrivare a questo tipo di progetto è nato proprio da un cogliere determinati bisogni del territorio. Noi abbiamo sempre di più la necessità di rispondere a quel senso di cura. Come parlava appunto Luciana prima, che saluto, c'è un aspetto di essere accanto alla famiglia, di stare vicino alla famiglia. Le famiglie sono notevolmente cambiate, come dicevate prima voi, il senso di presenza è venuto purtroppo a mancare. Siamo forse delle famiglie sempre di più lontane dal punto di vista della distanza proprio fisica. Ringrazio infatti che state anche facendo vedere il progetto che abbiamo con forza voluto all'interno del nostro territorio di Povegliano, perché io credo che alcuni servizi alcune volte vengono visti quasi come un privilegio per le famiglie che se lo possono permettere o chi non se lo può permettere. Noi invece dobbiamo cercare di arrivare a tutti, a chiunque, perché è un diritto delle famiglie poter avere un certo tipo di servizio, un certo tipo di sostegno. Questo progetto, magari dopo appunto ne parleremo, risponde proprio a questo. Tra l'altro il comune di Povegliano, essendo proprio un comune anche piccolo, non con grandi risorse, ringrazio fortemente anche l'amministrazione che ha voluto con tenacia essere vicino alle famiglie con questa proposta. Perché nella vita non c'è nessun manuale che ti può insegnare un ruolo che è quello di mamma, che oggettivamente impari col tempo e avresti ogni tanto bisogno di un qualcuno, di un sostegno, di una vicinanza, e dà veramente un senso di cambiamento a tutto il tema della famiglia. Quindi da questo si pongono proprio un cambiamento delle relazioni. Quindi su questo aspetto noi abbiamo voluto lavorare e progettare questo senso di cura, cioè il nostro senso è proprio quello di tornare accanto alle famiglie, come un po' accadeva una volta. Se noi pensiamo una volta alle famiglie, nel momento in cui nasceva un bambino, c'era comunque una comunità data magari da una sorella, una zia, la mamma presente, che potevano oggettivamente ragionare sul fatto di permettere a quella mamma di acquisire un ruolo che non è
costruito al momento della nascita, ma si evolve nei giorni, nei mesi, e quindi è un tempo che si deve veramente lasciare alla mamma perché si prenda cura del proprio bambino senza dover pensare ad altro. Oggi invece, con anche il termine multitasking, che sempre va molto di moda, a me non piace molto, però c'è la tendenza a pretendere che le mamme possano lavorare, possono essere mamme, possono essere tutto quanto. Questo rischia oggettivamente di aumentare anche delle aspettative e delle grandi frustrazioni anche rispetto al proprio ruolo. Quindi la mancanza molte volte di una rete familiare presente può esacerbare delle grosse difficoltà, e noi abbiamo voluto rispondere a questo anche in risposta ad un periodo sociale estremamente difficile. Pensiamo che noi veniamo fuori comunque da 2 anni di Covid, veniamo anche da un bombardamento di notizie molte volte di difficile anche stessa comprensione per le famiglie rispetto a quello che vediamo, per esempio, che sta accadendo non lontano da noi. Quindi pensiamo alla fragilità che tante famiglie stanno vivendo. Quindi questo senso di cura lo vorrei vedere proprio come un abbraccio simbolico, ovviamente, che il Comune di Povegliano ha voluto creare rispetto ad un progetto, che mi piacerebbe veramente che questo progetto potesse diventare un progetto pilota anche per altre realtà, perché credo che le difficoltà familiari non abbiano ISE. Non c'entra niente l'aspetto economico, infatti saranno tutti dei progetti e delle proposte gratuite che verranno date a tutti i nuovi nati dal mese di febbraio, ma anche se ci sono stati dei nati qua di questi giorni, assolutamente non saranno esclusi da questo, perché riteniamo appunto che l'aiuto deve partire proprio dall'inizio. Giustamente Luciana e anche Gloria dicevano l'importanza dei primi 3 anni di vita. Pensiamo che il primo anno di vita, come dico sempre, pone proprio le basi per i primi 3 anni di vita della nostra esistenza, ma i primi 3 anni della vita di un bambino pone veramente le fondamenta per la costruzione dell'essere umano. Quindi se noi lavoriamo in questa prima fase dell'esistenza, possiamo veramente dare un contributo di aiuto a quello che saranno i futuri adulti di in un momento successivo. Quindi io ringrazio veramente di questa opportunità, perché poter dare visibilità ad un progetto del genere credo che sia molto importante proprio per l'epoca che stiamo passando. Ecco Anita, allora la interrompo un attimo perché andiamo un paio di minuti in pubblicità e torniamo tra pochissimo per parlare nello specifico di quello che sono i progetti messi in campo, perché ci sono anche delle cose interessanti, curiose, magari mai sentite prima, che citeremo. A tra pochissimo. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, buona domenica a tutti. Stiamo parlando di mamme e bambini, stiamo parlando di reti di comunità e anche di istituzioni che fanno molto per stare vicino alle neomamme, visto che appunto la cronaca ci ha riportato come sia necessario naturalmente questo supporto. Io ringrazio e saluto nuovamente le mie ospiti. Qui in studio con me Luciana Mellone, che è presidente dell'associazione Il Melograno. Eccoci qui, ben ritrovate, e collegate da remoto Gloria Tessarollo e Anita Voncelli, che sono entrambe assessore al sociale nei loro comuni, Treviso e Povegliano. Si sono scambiate di posto, però prima le vedevamo nell'altro ordine, vabbè. Allora, stava parlando Anita e citava proprio un'esperienza che è stata messa in atto nel comune di Povegliano con il Melograno, Luciana, perché ci sono anche delle cose che davvero io leggo per la prima volta, come il pranzo gratuito per la neomamma al rientro a casa per 7 giorni. Questo ha un valore pratico, perché chiunque si debba occupare di un piccolo neonato e sia reduce da un parto, da un cesareo, quello che è, sa che
si nutre con quello che trova o che qualcuno le prepara, ok? Però è simbolico anche perché è un segnale che si dà alla mamma, oltre a, io credo, al di là magari dell'ostetrica che ti viene in casa dopo che hai partorito, eccetera, anche una sorta di vigilanza dall'esterno di quello che sta succedendo, o no? Beh, direi che questo è un pezzo molto significativo, interessante. Peraltro questa progettualità è stato così un pensiero, una riflessione fatta insieme proprio con Anita ed è emerso questo progetto e questa iniziativa che io la trovo particolarmente interessante. Non so se vuoi dare proprio la parola a Anita invece per quanto riguarda i pasti, perché questa parte qui è qualche cosa che viene fuori proprio dall'assessore Avoncelli e in particolare dal comune di Povegliano che ha immaginato questa parte. Va bene, allora Anita, da cosa vi è avvenuto questo spunto, questa idea? Allora, questo progetto, appunto, come dicevo prima, nella vita non c'è un manuale, ma c'è una mamma che ne racchiude all'interno ben 3. Tra questi 3 c'è appunto l'idea del pranzo a domicilio, che è venuto fuori durante una giunta rispetto proprio delle criticità, delle difficoltà, e anche uno stesso dipendente che ha in effetti colto alcune criticità, tra l'altro neogenitore, da cui quindi da questo è emerso tutta una serie di proposte. Perché? Perché il senso del cibo non è semplicemente il cibo che ti può arrivare a casa e che quindi può essere un gesto veramente di aiuto concreto, ma con questo gesto diventa proprio un prendersi cura della mamma in un momento così critico, da rientro dall'ospedale, da rientro quindi dal parto, in cui si è comunque affaticati, per cui quel pasto vogliamo veramente passare un gesto di cura, di attenzione, di vicinanza. Attraverso il cibo noi possiamo passare, questo lo sa benissimo Luciana che da anni si occupa di questo, come attraverso il cibo noi passiamo tantissimi pensieri, passiamo tantissime emozioni. Quindi diciamo che questo pranzo gratuito alle neomamme diventa un aiuto, in modo anche di dire alle mamme, che poi ovviamente anche alle famiglie, noi ci siamo, noi siamo qui, noi siamo vicini, e quindi penso che sia un gesto molto importante da parte dell'amministrazione concreto, attraverso un'azione, se vuole molto semplice, ma di grande impatto, un qualcosa di concreto. Credo che ci sia bisogno oggigiorno forse di tornare anche a quella forma di semplicità, quella forma di andare oltre i protocolli, oltre a tutto ciò che diventa molte volte fortemente istituzionale, ma tornare a quella semplicità della comunità. Ecco, quindi questo è un pochino il senso. Ecco Luciana, poi c'è anche questo concetto che mi piace, no? Che abbiamo messo anche in uno dei titolini in onda: quando nasce un bambino nasce una mamma, mettendo magari sullo stesso piano la fragilità e l'esigenza del piccolo neonato con quella della mamma che si è appena scoperta mamma, se magari al primo figlio, ma penso che poi ogni volta sia è sempre un primo figlio, Una perché figlia. c'è una consulenza domiciliare educativa. Sì. Allora, in questo progetto abbiamo visto, guarda, partirei linea dalla prima parte, cioè lo sportello dei primi 1000 giorni, perché anche questa ritengo è una grandissima novità. Non so se esistano degli sportelli così nominati, ma il fatto che ci sia un luogo, uno spazio, uno sportello proprio con questo nome e con un'operatrice della nascita che accoglierà e ascolterà e potrà in qualche modo individuare insieme con la neomadre le risorse che saranno anche risorse del territorio e l'aiuterà in questo senso, no? Proprio nella sua funzione di sportello. Dopodiché l'altra parte molto importante è proprio che verrà fatto un invio, sempre un'operatrice della nascita del Melograno. Ribadisco questa operatrice della nascita perché sono delle persone che hanno una professionalità specifica, cioè sono preparate, fanno un master, si chiama un master in arte del maternage, che è biennale, dove
impariamo, perché anche la sottoscritta ce l'ha, proprio a stare nella cura, iniziando a prenderci cura di noi per poi poterci prendere cura delle altre persone, e quindi staranno in ascolto. Il nostro intento è quello di ascoltare, di sentire, di stare insieme, di capire che cosa sta succedendo, perché ogni madre ha una specificità, no? Ha delle sue caratteristiche personali, per cui il nostro intento quando entreremo in casa, perché è importante, entreremo in casa e anche questo è qualcosa che bisogna saper fare con i punta di piedi, ecco. L'intento proprio è di esserci proprio nei primi momenti, nelle prime ore al loro rientro con i loro bambini e le loro bambine. Questo è un po' il senso di quella continuità e forse di quella modalità che bisognerebbe guardare, no? Cioè forse dovremmo dare uno sguardo diverso rispetto a quello che è stato finora nella cura nei confronti, no, delle neomadri e delle loro famiglie, cioè trovare le risorse tutti insieme, perché le risorse ci sono, e soprattutto lavorare tutti quanti insieme, istituzioni diverse, il territorio, l'associazionismo, tutti coloro che hanno e si occupano di queste tematiche, perché solo insieme si riesce a trovare una dimensione che possa essere di reale sostegno. Certamente. Gloria Tessarolo, allora è anche bello secondo me organizzare questi spazi in cui ci si mette un po', si chiacchiera, ci si mette a confronto con le varie realtà, no, che ci sono nel nostro territorio, ma mi pare evidente che voi amministratrici non state con le mani in mano, questo è certo. Rete Primi Passi, proprio perché c'è questa necessità di coinvolgimento, di cura, abbiamo detto, no? Allora prima citavamo, lo scorriamo lentamente, questo programma di febbraio che ha anche dei titoli con degli appuntamenti con dei titoli che mi piacciono, Coccole e caffè per esempio, Mamma datti una mossa con noi, che in realtà ha tutto un altro tenore. In cosa consistono queste iniziative e anche qui Coccole e caffè in particolare, che vediamo un paio di appuntamenti di mattina per coinvolgere i neogenitori, danno proprio quell'impressione che dicevamo adesso di abbraccio, di cura, di volersi prendere cura per qualche ora di queste persone, mamma e papà. Sì, è proprio quello. Condivido molto quanto dice Anita e credo che nei servizi e in modo particolare gli enti locali abbiano capito che bisogna proprio cambiare registro, non basta creare i servizi, bisogna essere in grado di trasmettere qualcosa e andare verso le persone. Questo spazio che abbiamo creato l'abbiamo pensato ovviamente su quella che è l'esperienza di Treviso, che è una città molto grande, dove spesso l'isolamento è come dire più di casa, perché appunto la prossimità si perde un pochettino. In più, come dicevano giustamente Anita e Luciana, il problema di una mamma è spesso si trova con poco tempo per sé, e tante volte isolata perché magari le amiche non stanno vivendo lo stesso periodo, i tempi cominciano a confliggere, manca il tempo per farsi la doccia molto banalmente o per mangiare, quindi figuriamoci il tempo per uscire. Allora abbiamo immaginato di creare uno spazio mettendo insieme tante competenze diverse. Coccole e caffè è il momento curato dalle educatrici di Spazio Famiglia, dove creare dei momenti di incontro, anche negli orari, faceva notare giustamente tu, sono orari molto flessibili, li creiamo in base al tipo di contenuto e quindi capiamo che tipo di genitore può partecipare e allora anche l'orario più comodo, e creiamo dei momenti di incontro in cui diamo delle informazioni, cioè diamo dei contenuti, ma in realtà quello che ci interessa maggiormente è incontrare le mamme, esattamente quanto diceva Luciana. Con l'iniziativa di Povegliano si entra in casa, lo si fa in punta di piedi, si vede come vive una mamma, qual è la sua rete. Qui poi si chiede alla mamma invece di fidarsi, di uscire, di scambiare le sue esperienze con quelle di tante altre mamme che stanno facendo lo stesso percorso, ovviamente
personalizzato, ma stanno vivendo lo stesso momento di vita. Lo facciamo per le mamme, lo facciamo per i papà, perché siamo convinte tutte, credo qui dentro, Luciano in modo particolare, che accanto a un maternage ci debba essere un paternage, quindi debba crescere la cultura della cura dei figli anche dal lato maschile. E questo è l'unico modo, credo, che abbiamo per stabilire un nuovo welfare. Quello che Povegliano sta sperimentando è oggetto di welfare nazionale in Francia, cioè lo Stato mette a disposizione questi servizi, lo fa da tantissimi anni. Credo di interpretare bene quanto diceva anche Luciana nel dire vanno benissimo i sostegni economici, ma dobbiamo concentrarci su un nuovo modello di welfare a favore di famiglie, mamme e papà e di bambini soprattutto, cioè con i bambini al centro della nostra attenzione. E allora da qui poi riusciremo anche a sviluppare politiche che possano invertire la tendenza sul fronte della denatalità. E invece i bambini spesso vengono messi al margine, no, di questa società. I bambini e le bambine, sì, ne parliamo moltissimo, poi in realtà sono invisibili, soprattutto quelli dei primi anni di vita, no? C'è un'invisibilità sociale per certi versi, no? Per cui c'è ancora molto da fare rispetto a questa parte. Però è necessario partire proprio dai loro genitori, dalle loro madri, dal sostegno alle loro madri, prendersi cura di chi cura per poter curare i bambini e le bambine. E quindi per prendersi cura di chi cura bisogna incominciare a partire dalle madri. Come diceva Gloria e Anita, io credo che alcune azioni, come dire, che in alcuni altri paesi stanno avvenendo, sono anche frutto di documenti che ormai da anni su cui si parla di una cura alla persona diretta, nel senso di prendersi cura della singola persona, di approcciarsi in un modo differente a chi si assiste, in questo caso alle madri. Quindi è necessario stare in una dimensione in cui le persone, tutti gli operatori, a partire dagli ospedali, poi nel territorio, con professionalità, si prendano cuore, quindi cura della singola persona, della sua specificità. Questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma tantissimi come dire, altri documenti che non dovrebbero però continuare a rimanere dei documenti, dovremmo incominciare a metterli in pratica. E come dire, queste azioni, come il Comune di Treviso piuttosto che il Comune di Povegliano, sono delle azioni significative. Sarebbe importante andare verso una strutturazione di questi servizi. In questo momento sono delle iniziative che poi, come vedi, delle assessore, in questo caso, che hanno esperienza ma anche molta competenza, hanno messo in campo, ma questi sono pezzi che dovrebbero diventare strutturali. Ecco, in questo modo qui, quindi prendendosi cura dei 1000 giorni a partire dalla gravidanza nei primi 2 anni di vita dei bambini e delle bambine, vuol dire prendersi cura di tutta la nuova dimensione, quindi delle madri, dei padri, come diceva Gloria, importanti perché molto spesso per le neomadri i loro compagni in questo momento sono l'unica persona che si prende cura di loro e c'è molto da fare con... A cui diamo 10 giorni, ben 10 giorni. Sì, esatto, appunto. Però, come dire, abbiamo cominciato, no? Incominciamo a vederlo in questo modo, fermo restando che a differenza del passato questi neopapà sentono forte non solo il desiderio di vivere la loro paternità in maniera differente, ma anche il bisogno, ed è questo che sentono, di prendersi cura della loro nuova famiglia. E questo a volte li preoccupa molto perché non hanno una storia di generazioni che racconta loro cosa vuol dire non solo essere padri, ma prendersi cura della propria compagna. È una genitorialità stravolta. Esattamente, diversa, diciamo differente assolutamente rispetto al passato. Per cui l'augurio è che alcune sperimentazioni significative come queste possano a breve diventare strutturali. Certamente, allora io vi ringrazio moltissimo di questo contributo che ci avete dato oggi, mi sembra un tema davvero importante, poi abbiamo raccontato le opportunità che ci sono nel territorio, magari abbiamo offerto anche qualche spunto a chi si domandava
quali genere di iniziative magari intraprendere, no, nel territorio. Io ringrazio Luciana Mellone, presidente nazionale del Mellograno, e buon lavoro, perché ce n'è molto a quanto pare da fare. Mille. Ringrazio le due amministratrici che sono state in nostra compagnia, Gloria Tessarollo, assessore sociale di Treviso, e Anita Voncelli, assessore sociale di Povegliano. Grazie per la vostra competenza, perché ha detto bene Luciana, avete parlato in assoluto con cognizione, e anche chi sta dall'altra parte sa di poter chiedere qualsiasi cosa, va a parare bene, no? Esatto. Ecco. Grazie ragazze di questa chiacchierata, e ricordiamo che le iniziative di cui avete parlato e che avete messo in campo cominceranno proprio nel mese di febbraio, per cui staremo a vedere anche quale impatto avranno sugli utenti. Ora io chiederei alla regia invece di mandare in onda un servizio passando da 0 a 105, perché ieri siamo stati a fare gli auguri a una nonna di Vedelago, che tutte noi mamme ci auguriamo che i nostri bimbi arrivino a questa età, e davvero nelle condizioni in cui è nonna Gina, che ci è piaciuta davvero moltissimo. Vediamola. Quanti sono gli anni, Gina? 105. Eccola nonna Gina Carraro di Vedelago, radiosa e felice con le dita V in segno di vittoria. Il suo elisir di eterna giovinezza? Lavorare, lavorare e lavorare. 105 anni, compleanno circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, i 3 figli, Bruna, Silvano e Giuseppe, perché il quarto, Riccardo, è venuto a mancare nel 2011. E poi c'è il genero Alfredo Gabin, con i cugini, le cognate, i nipoti e pronipoti. E nipoti 8 e pronipoti 9. Una vita dura, la sua, racconta, e trascorsa infatti all'insegna del lavoro, oggi quello di casa. Ma dopo mi passa da Dio. La figlia la controlla? Sì, sì, sì. Sulla scia di quello di ieri, già da bimba, tra i campi e ad accudire gli animali della stalla. Ho dovuto abituarmi, dargli da mangiare, muoverle che vai a bere, insomma lavorare in stalla come quando chi poteva, loro faceva ori, i doveci. Come regalo per i suoi 105 anni vorrebbe che la guerra in Ucraina terminasse, ricordando quando, sposina a 20 anni e 6 mesi dal sì, il marito Vittorio partì con l'armata italiana in Russia sul Medio Don. Mi ho dato disperso e mi ha dato anche la pensione, un anno la pensione di morte. Venne dichiarato disperso e poi a sorpresa, dopo anni, tornò a casa. Senza piedi, mesi piedi. Congelati dalla Russia. Nonna Gina, dopo aver contratto il Covid a dicembre scorso, continua a togliersi i piccoli sfizi, talvolta un bicchiere di vino rigorosamente rosso, con l'immancabile caffè con la lacrima di grappa alla prugna. Un boccetto giusto ecco. Immancabile da anni per il compleanno alla presenza del sindaco con il vice sindaco. È sempre un piacere sentire i racconti, vedere una famiglia tra l'altro unita, e quindi bellissimo, è un momento davvero di gioia. Davvero una custode della memoria, nonna Gina, che ha avuto tanto piacere di averci lì, e noi con altrettanto piacere siamo andati a trovarla. Allora, a proposito di memoria, ieri a Sant'Artemio, a Treviso, sono state posate 4 pietre d'inciampo per ricordare 4 ospiti, pazienti dell'ex ospedale psichiatrico di Treviso, che furono deportati nei campi di concentramento e non fecero più ritorno. Vediamo. Un camion che portava stampata la svastica si fermò proprio lì, all'entrata del padiglione. Grande la commozione al Sant'Artemio a Treviso per la posa delle pietre d'inciampo di 4 cittadini trevigiani ospitati all'ex ospedale psichiatrico. Grazie Presidente. Elena Gutman, Ruggero Polacco, Salvatore Segre e Ruth Schlesinger, i deportati e internati nei lager nazisti, le cui pietre d'inciampo ricorderanno sempre anche la loro tragica vicenda, grazie alla preziosa ricerca storiografica durata 2 anni di Istresco, Istituto per la Storia della Resistenza della Marca Trevigiana. È un risultato importante per la memoria dei trevigiani, assieme
a tutto quello che abbiamo portato alla luce del campo di concentramento di Monigo. La cerimonia in memoria delle vittime della Shoah alla presenza dei familiari con le istituzioni cittadine. La cosa che dispiace è che oggi, mentre celebriamo queste 4 pietre d'inciampo e ieri la giornata della memoria, in Ucraina piovono bombe con morti civili e militari, quindi è evidente che l'umanità ancora non ha capito come vivere in pace. Ricordo un momento in cui ho incontrato la senatrice Segre a Bruxelles, in occasione credo del 75esimo. Ero in Commissione Europea e l'avevano chiamata. L'impegno era quello di rendere memorabile la giornata della memoria in provincia di Treviso. Non tutte le vicende sono conosciute, anche di queste persone per cui oggi sono state poste le pietre d'inciampo, di alcune la fine è rimasta appunto sconosciuta, anche se si immagina quale sia stata. Se ne sono perse le tracce una volta portate via dall'ospedale di Sant'Artemio. Sulle note della maestra fisarmonicista Irene Squizzato, la commozione diventa canto e lacrime al ricordo della musica che nei campi di concentramento accompagnava le file degli ebrei che andavano anche nei forni. Cerimonia questa in cui sono stati coinvolti anche gli studenti. La nostra Anna Maria Parisi ha raccolto le loro voci. La giornata di oggi è stata una giornata particolarmente importante e devo dire la presenza delle scuole e dei giovani ha dato un segno veramente importante alle istituzioni, alle autorità oggi qui presenti, e naturalmente abbiamo portato noi, come dicevo questa mattina, un segno di presenza, e il fatto che i giovani contino anche in giornate come queste, che come ricordo della memoria che va fatta tutti i giorni, non solo oggi. È stato molto emozionante perché comunque sentire che non tanto tempo fa sono successe queste cose mi ha davvero fatto riflettere su quanto sia importante ricordare questi momenti per non ripetere più gli stessi errori, perché come hanno detto anche in sala stanno succedendo atti di guerra anche in questo momento. Sicuramente le pietre sono quasi un simbolo indimenticabile da ricordare, e appunto queste giornate servono molto. Queste dunque le testimonianze dei ragazzi. Noi su queste voci ci fermiamo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Appuntamento ai telegiornali di questa sera. Ora le previsioni del tempo. Grazie ancora, un buon pomeriggio e grazie naturalmente in regia ad Alessandro Granzieri e ad Antonio Esposito. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Grazie all'alta pressione la giornata di domenica 29 gennaio sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, il tempo sarà stabile e ben soleggiato, con aria tersa ed ottima visibilità. Il cielo infatti si presenterà limpido, venti a tratti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime sotto zero ovunque, 1 grado a Venezia, massime invece tra 4 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con cielo in prevalenza sereno e sarà piuttosto freddo al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà bora moderata. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso per il transito di nubi alte nel pomeriggio. Temperature minime sui -3, -4 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.